Ben ritrovati cari telespettatori, ben arrivato il nostro ospite Nicola Rossi, grazie di essere qui con noi in una delle sue molteplici vesti, per cui possiamo spaziare in tantissime tematiche che hanno tutte a che fare con l'aspetto economico comunque, perché da un lato presidente di Confesercenti del Veneto Centrale e qui abbiamo tutto il capitolo che sta tanto a cuore a molti nostri telespettatori, come sta andando, qual è il polso della situazione, alcuni hanno dei segnali preoccupanti, a voi che cosa risulta, insomma ci sono tante dinamiche, poi c'è stata la legge di bilancio che è stata appena approvata, tiepida o non tiepida, scenari internazionali, che tipo di impatto sembra per voi che possano avere. Poi comunque lei segue e organizza anche delle manifestazioni fieristiche di peso per quel che riguarda il polso e il sentiment della situazione in generale, perché da una parte parliamo di Arte Padova prossima, che quindi vuol dire investimenti nell'arte, e sono qualcosa di estremamente bello e interessante, con però in certi momenti particolari come questo un punto di domanda. Poi organizza anche Antiquaria e anche qui un momento molto significativo sempre per gli investimenti, però anche oltre che per la bellezza in sé per sé. È reduce da Mercanti in Fiera Parma, ci dirà che cosa le è sembrato, perché a noi serve sempre per vedere un po' la situazione. E poi, non da ultimo, sarebbe al primo posto, però la cosa anche molto interessante, lei è presidente di Padova Hall, ovvero la fiera di Padova sostanzialmente, no? Quindi quest'altro ente con il centro congressi conglobato, per cui realtà altrettanto importante e significativa per la città di Padova. Da dove cominciamo? Da quest'ultimo? Allora, c'è l'imbarazzo della scelta. C'è l'imbarazzo, c'è di tutto. Ma diciamo che l'economia comunque è il minimo comune sì, infatti c'è questo elemento. Di tutto, se vogliamo. Perché la situazione attuale che stiamo vivendo, noi usciamo da riassumiamo gli ultimi 10 anni. Crisi dei consumi. Dopo la crisi dei consumi, arriva il Covid. Ci facciamo una pandemia. Finita la pandemia, superata la pandemia addirittura, che non era scontato. Esatto. Superiamo la pandemia e anzi riprendiamo a marciare, a correre, e primo problema, i primi segnali di problematiche legate all'energia. Cominciamo già a vederli in quel momento, legate alle materie prime. Immediatamente dopo, Ucraina, guerra, in un quadrante pericoloso tra l'altro, con dei rischi notevoli, anche lì impennata verticale dei costi dell'energia. Ecco, tanto per certe volte ci si meraviglia della si dice ma l'inflazione, cioè, tutto è alla base, cioè si produce con l'energia, si trasporta con l'energia, tutto si fa con l'energia, vuoi che sia idrocarburi, vuoi che sia trasformata in energia elettrica, però alla base c'è l'apporto delle materie energetiche che schizzano alle stelle. Il gas tocca i record che non ha mai toccato, credo che siamo arrivati intorno ai 300 euro a megawattora, contro antecrisi economico-energetica di 20-25 euro, per cui insomma parliamo di impennate notevoli. Quindi rincaro la produzione tu la fai con l'elettricità, sì. I trasporti li fai con benzina, gasolio, insomma tutto ruota, e l'inflazione, quindi aumentano i costi di trasporto, aumentano i costi di produzione, aumentano tutti i costi possibili e immaginabili, ci si mette anche la speculazione internazionale, perché chiaramente dove ci sono delle situazioni che facilitano l'ingresso in affari di sto tipo, la speculazione è sempre ben presente, impennata 12%, 11%. Stiamo vedendo che si sta decrescendo, siamo a 4,7 punti, 5,5 punti, perfetto, Libano, Israele, cioè sembra proprio una regia incredibile.
E questo soprattutto gioca anche psicologicamente in modo negativo nei confronti dei consumatori, perché condiziona, a prescindere dalla disponibilità economica o meno, le scelte che possono essere fatte. Destabilizza, Presidente, questo? Su questo purtroppo non ho dubbi, perché se pensiamo che si parla di terza guerra mondiale, si sussurra, però quantomeno si comincia a ritenerla non un'ipotesi remota, ma insomma con delle percentuali, spero, bassissime di realizzo, però se ne sta parlando. Non è come dire, una situazione piacevole, chiaramente. Questo è purtroppo il sentiment, però veniamo da un periodo dell'estate che è andata bene, sembra. Molto. Allora, molto bene. Vediamo anche gli aspetti positivi. Gli aspetti positivi, allora, aspetti positivi ne abbiamo oggi. Allora, l'estate è andata benissimo, il turismo è andato bene, abbiamo avuto un'Italia invasa da turisti. Stranieri soprattutto? Per cui, sì, stranieri soprattutto, per cui molto bene. In questo momento abbiamo una produzione che funziona, che corre, abbiamo un export che va, soprattutto la nostra area, parliamo di un 13-14% più positivo, per cui insomma sono dati positivi indubbiamente, però rimane la preoccupazione. Allora, se guardiamo in maniera, come dire, asettica la situazione economica degli ultimi 6 mesi, è positiva. Quindi c'è stato un recupero, si possono paragonare i dati superati di quelli del famoso 2019 dove... non l'abbiamo raggiunto il 2019. Quindi è una buona cosa. No, quello bene. È che la situazione complessiva non giova. Cioè, insomma, tu hai una crisi ucraina e mentre si sta incominciando a pensare che chissà, forse si risolve, o comunque vagamente si può risolvere, ne scoppia un'altra, in Medio Oriente. Sì, che storicamente è un'area pericolosissima da quel punto di vista. Quindi è chiaro che la preoccupazione c'è. Questo si riversa nelle tendenze del commercio. Voi vi occupate, lei come Presidente Confesercenti segue le piccole e medie realtà del territorio. Veneto Centrale poi è un'area anche abbastanza strategica per capire come stanno andando le cose. Che cosa riscontrate? Perché poi sono stati fatti anche degli stanziamenti per quanto riguarda la Regione Veneto per incentivare i distretti del commercio, insomma ci sono state anche delle boccate d'aria, no? Certamente, allora per fortuna ci sono stati i distretti del commercio che hanno creato una situazione di possibilità economica durante una fase difficilissima che era quella del Covid e post-Covid, per cui per fortuna c'erano, e su questo bisogna ringraziare l'assessore Marcato che ci ha creduto fin dal primo momento. Oggi chiaramente c'è come dire, ci sono degli aspetti positivi, l'abbiamo detto prima, è indubbio. Sì. Ma c'è il rischio di questa contrazione, cosa potrebbe comportare? La contrazione, una minima, un qualcosa, allora, una preoccupazione che porta a un rallentamento dei consumi, credo che sarà inevitabile. Ancora non c'è segnale. Ancora, no, allora, comincia a vedersi in maniera molto relativa, però il solo fatto di intravvederla vuol dire che sono quelle cose che visto i precedenti c'è il terrore, no? Perché quando si è intravisto in passato dopo si è dovuto scontare. Abbiamo già visto queste dinamiche, sono dinamiche che cominciano in sordina, però poi corrono. La crisi dei consumi pre-Covid la conosciamo bene.
è stata molto pesante. Voi adottate come Confesercenti anche dei corsi con delle strategie, con delle idee anche innovative per far sì che si possano trovare delle soluzioni e non arrivare poi alla chiusura di tante attività produttive, perché poi è stato il primo che aveva preannunciato qua rischiamo la chiusura e poi abbiamo portato la resa dei morti e dei feriti, no? Che cosa si sente un po' di consigliare alla luce di... Allora, noi abbiamo sempre lavorato con i nostri associati in tema di formazione, conoscenza, innovazione, perché alla base di tutto c'è la conoscenza, formarsi e innovare l'azienda. Questo è fondamentale e certe volte anche cambiare, come dire, le strategie. E noi facciamo dei corsi ad hoc, cerchiamo di seguire il nostro associato, ci stiamo concentrando in questo momento anche sulle start-up e cerchiamo di dare un criterio innovativo a chi parte, a chi comincia, perché come dire, è meglio avere una conoscenza complessiva globale fin dall'inizio di quello che succede e che può succedere. Cosa sarebbe innovativo? Quindi cosa dovrebbe cambiare nell'operatore tradizionale che ancora non è stato fatto ed è importante che venga recepito e fatto? In effetti più di qualcuno ha già intrapreso delle strade, intanto una comunicazione diversa, anche la scelta del prodotto va in certi casi valutata. Come dire, anche l'analisi della propria clientela. Cosa vuole la tua clientela? Cioè entrare nel merito anche con l'ausilio di strumenti informatici, chiaramente. Infatti, cioè entrare a fare molta anche analisi, infatti lei ha detto l'analisi che un tempo forse si faceva così a sentiment, sì, a percezione. Esatto. Oggi si cerca di usare degli strumenti numerici. Viene accettata questa proposta dai più? Ma devo dire che le resistenze del passato, cioè davanti al problema, stanno cadendo, per cui in effetti viene accettata. Quindi è importante sempre la formazione continua, mettersi in gioco, in discussione. Nuovi giovani nel settore, quindi commercio, turismo, servizi, ne riscontra? Assolutamente. Beh, questa è una buona cosa. C'è come dire, è anche quello meccanismo che si era ingrippato del cambio generazionale, perché i giovani pensavano, in effetti c'è una rivalutazione in questo momento, per cui vediamo giovani che si avvicinano sempre di più al mondo del turismo, del commercio e dei servizi, con una particolare attenzione al turismo. E allora di turismo parleremo, Presidente, perché è un altro ambito che so che anche le sta particolarmente a cuore, per fortuna è andata bene, abbiamo la zona qua delle terme e Colli Ugani che hanno fatto il boom anche di occupazione e quindi possibilità occupazionali. Pubblicità pochi secondi, restate con noi sempre sul canale 19.